Dal 9 ottobre San Simone a Codroipo. Un prologo dal nome Punto di Gusto in piazza Garibaldi e Giardini in centro città, con espositori provenienti da tutta Italia e la possibilità di pranzare e cenare con specialità cotte al momento, e la marcia dei due parchi con partenza e arrivo dalla palestra d'arrampicata nell'area polisportiva, dove i bambini hanno trovato un'altra sorpresa: alle associazioni di carattere umanitario che hanno realizzato allestimenti dedicati ai bambini, spettacoli di marionette e giochi per tutte le età. Questo ha ampliato a oltre 3 fine settimana la fiera di San Simone. Sempre presso la palestra del Club Alpino Italiano si è svolto anche il Camping Festival, con arrampicate sia all'interno sia all'esterno della sede, con strutture omologate che consentono diverse arrampicate di qualsiasi livello. Al termine del primo fine settimana ho incontrato l'assessore allo sport, associazione e volontariato della città di Codroipo, Flavio Bertolini, presente per le premiazioni della marcia, il quale ci ha presentato la fiera di San Simone. Mentre in centro a Codroipo, in piazza, si sta svolgendo un evento che vede partecipanti da tante regioni italiane, con cibi, con enogastronomia e prodotti tipici, anche qui ai Campetti sicuramente il movimento c'è, perché abbiamo la famosissima corsa dei due parchi organizzata dal CAI di Codroipo, che da anni si svolge in questo periodo, ed in più quest'anno si è aggiunta anche una festa delle associazioni e dei bambini, che da stamattina si svolge sempre qui ai Campetti. Siamo fortunatissimi perché il sole che vediamo oggi è già un ottimo auspicio, quindi se questo è la partenza, mi auguro che San Simone, anzi sono convinto che anche quest'anno San Simone sarà veramente eccezionale. Ci hanno sostenuto, ci hanno dato una grossa mano le Proloco, quest'anno per il primo anno Proloco si sono messe insieme, hanno fatto un lavoro meraviglioso. La Proloco Villamanin poi ad essere quella che portava avanti il lavoro anche fisicamente, devo dire, e i miei complimenti vanno a tutti questi uomini che si sono dati da fare in maniera veramente al di là di ogni aspettativa. Quindi credo che quest'anno ci possa essere sicuramente una soddisfazione di tutti quelli che hanno lavorato, ma per Codroipo credo che quest'anno sia una festa, si può dire col botto, perché le previsioni sono veramente eccezionali. Weekend molto pieni, non avevamo sinceramente spazi nella scaletta per poter inserire tutto quello che c'è. Credo che sui media, su internet si possa trovare il dettaglio, però dalle mostre, dalle attività delle associazioni, dalla promozione, dal teatro, abbiamo una marea di attività che sinceramente sono adatte a chiunque, e quindi credo che tutti possano serenamente venire a San Simone e trovare qualche cosa che sia di loro piacimento, di loro gusto. La fiera di San Simone nella sua storicità oggi si ripresenta nuova, diversa, con tutto il cuore di Codroipo che ci partecipa, che ci mette del suo e che comunque dà il lustro che deve avere questa festa. I partecipanti saranno come al solito numerosissimi, l'afflusso di pubblico è previsto assolutamente in abbondanza, e tutto è pronto. Abbiamo da chi ci sostiene per i parcheggi, per la viabilità, a tutto quelle che sono le offerte culinarie, enogastronomiche e peculiari del nostro territorio. Abbiamo tutto come al solito, ed è tutto ai blocchi di partenza per il prossimo weekend e per i prossimi 2 weekend, che saranno veramente dei weekend di divertimento, di svago, di gioia, che culmineranno con l'ultimo weekend di questo mese. Ci sarà poi anche il premio San Simone, famosissimo e ormai noto premio letterario, e come dicevo anche prima ci sarà di tutto. Non abbiamo assolutamente il tempo per enunciare tutto quello che c'è, perché abbiamo di tutto. Per il Ponte News, Marco Mascioli.